La mia più cordiale buonasera, quindi è una diretta che cercheremo di portarla avanti tutte le sere alle ore 23 con consulti di cartomanzia, veggenza, quindi potete chiedere tutto quello che volete, basta scrivere nei commenti la data di nascita e la domanda da fare per l'apertura della vostra lettura di carte. Logicamente questa è una diretta, salutiamo Raffaele dalla Svizzera. Ciao Raffaele, buona serata a te, salutiamo anche Giulio Giochi in ascolto. Che tempo fa lì in Svizzera, Raffaele? Tempaccio? Allora, vediamo un po' se si comincia ad entrare nel vivo della diretta in questa trasmissione. In questa trasmissione in diretta piove? Piove in Svizzera, per la miseria. Fa freddo lì? Qua il tempo si è indolcito, Raffaele, quindi a quando indolcito. Allora, vediamo un poco chi desidera avere un consulto. Angela Di Matteo. Ciao Angela, buona serata a te. Allora, ripeto, questa è una diretta di cartomanzia dove tutti potete scrivere nei commenti la propria data di nascita, il problema, la domanda da fare, cosa si chiede alle carte, ok? Ehm, Non ho capito, Angela, cosa hai scritto. La data la capisco. Bidera, cosa vuol dire? Fammi capire. Ah, amore. Ok, c'è un lui? Se c'è un lui mi devi dare la data precisa anche di lui, eh? Cerchiamo di organizzarci a dovere, se no va a finire che perdiamo solo tempo qua, eh? E mi devi dare la data di nascita anche di lui. E cosa chiedi alle carte? Ho capito, amore, cosa chiedi alle carte? Fai una domanda precisa. Va bene? Non è un gioco, hai capito, Angela? Questa è una cosa seria, quindi dobbiamo chiedere alle carte per avere una risposta, almeno io che lavoro in un certo modo professionale. Se mi tradisce, ah, ho capito. Perfetto, ok, dammi un numero da 7 a 9, 8, perfetto, ok, un attimo solo. Allora, Angela, ascoltami bene, no, ti devo dire che questa persona ci tiene a te, quindi
difficilmente che ti possa tradire, almeno per il momento non vedo alcun tradimento, vedo una persona che ci tiene particolarmente a te, sei tu che devi cambiare un po' perché sei una persona che un po' possessiva. Ricordatevi che la possessività non vi porta a niente, solo alla rovina, perché tu, Angela, e chi è possessiva come te, vi dovete convincere che non siete i padroni degli uomini che avete appena trovati o fidanzati o sposati. Ognuno ha la libertà sua, perché la possessività, la gelosia porta alla distruzione di una coppia. Sono stato chiaro? Quindi io al momento non vedo questo rischio, quindi tranquillamente c'è continuità, c'è continuità. Ok? Quindi poi concludiamo come si deve, come uso già fare, che stai telefonando da un luogo dove sei circondato da questi colori. Un rosa chiarissimo, del nero e del bianco. Segni particolari, c'hai un piccolo neo al lato sinistro del tuo fondo schiena. Chiaro? Puoi rispondere e mi dice se quello che t'ho detto corrisponde a verità. Va bene, Angela? Allora, invece Raffaele dalla Svizzera vuole sapere. Allora, un attimo Enza, uno alla volta vi accontento a tutti. Per il lavoro, Raffaele, a disposizione un numero da 7 a 9, per piacere. Raffaele, un numero da 7 a 9 per poter aprirti le carte. Forza. Grazie Angela di Matteo, grazie di cuore. Sto qui per indovinare, mica per perdere tempo, scusa. Se sto qui per indovinare, devo indovinare, no? 9, perfetto, Raffaele. Un attimo e andiamo a controllare. Come no, Angela, quando vuoi, non ci sono problemi. Io ho un ufficio qui a Santa Maria Vico, provincia di Caserta. Quando vuoi mi chiami, il mio numero lo vedi nello scrollo. Allora, Raffaele, stammi a sentire. Per quanto riguarda il lavoro, io vedo che stai attraversando un periodo con un po' di calo, attenzione, di calo lavorativo, dove ti sta portando un po' a preoccuparti. Però è una preoccupazione un po' assurda, direi. Il motivo è perché tu c'hai anzitutto e non solo, c'hai porte aperte ovunque. Quindi cosa succede? Che ci sono varie situazioni aperte e delle strade da scegliere, però
ti fai delle preoccupazioni, hai paura giustamente di affrontare nuove strade. Io ti dico, va dove ti porta il cuore, perché lavorativamente per te io vedo un bel cammino. Occhio al mese di giugno, molto positivo per te lavorativamente, ok? Quindi Raffaele, ti auguro una bellissima, bellissima fortuna. Ciao, stammi bene. Allora, invece Angela dice, ho una domanda molto specifica che mi sta a cuore. La verità, allora Angela, stammi a sentire. Ogni persona una domanda, una risposta, non posso andare oltre, quindi ti ho fatto il consulto e non posso andare oltre, quindi quando vuoi mi chiami e vediamo cosa fare, capito? Ah, mi hai messo prima la prova. No, non funziona così. Il Sandone di Avella è il Sandone di Avella, non è uno qualsiasi, quindi sono un personaggio pubblico molto pregiato, detto dalla stampa nazionale. Poi allora, sì, puoi chiamarmi domani in mattinata, non ci sono problemi. Allora, il motivo di questa mia trasmissione, di questa mia puntata, diciamo, che io cerco di portare avanti ogni sera, da questa sera in poi, perché non amo pubblicizzarmi più di tanto perché sono molto conosciuto, però il pubblico del social network di Facebook è un pubblico tutto nuovo, quindi vale la pena farmi strada anche qui su internet. Questo è il discorso. Ciao Enza Musella, buonasera. Allora, vediamo un po'. Allora cosa, Enza? Non ho capito. Allora, ripeto, per un consulto basta scrivere nei commenti la propria data di nascita e la domanda da fare alle carte, ok? Io ricevo qui a Santa Maria Vico, provincia di Caserta, mi reco a domicilio in tutto il mondo, quindi per le persone che mi vogliono incontrare basta parlarne tranquillamente. Buonasera a te Nunzia Liguori, buonasera. Che dirvi, mi occupo di sia veggenza, ma anche di salvare unioni impossibili, matrimoni che non vanno bene, ritorni e legamenti d'amore per le persone che hanno avuto questi tipi di problemi, quindi vogliono. Allora, chi c'era prima? Enza Musella, sì, scusami Enza, Allora, Enza, dammi la data, dai. Dove sta? Fai vedere. Ah, tu volevi sapere se avevi dei figli, giusto? Allora, gentilmente Enza, se mi ridai la tua data di nascita perché non la trovo qui, Nunzia, aspetta un po' il tuo turno.
Ok, 80. Quindi vuoi sapere? Vuoi sapere, Nunzia, se avrai dei scusami, Enza, se avrai dei figli? Ho capito bene? Dammi un numero da 7 a 9, grazie. Un numero da 7 a 9, grazie. 7, perfetto, ok? Un attimo, dammi solo un attimo. Scusami, allora, pardon, dicevo, ci saranno degli ostacoli da superare, piccoli ostacoli che andranno risolti, quindi avrai poi la gioia di avere tra le braccia dei bebè. Quindi devi pensare un po' più a positivo, perché sei una persona che si preoccupa troppo e la preoccupazione può portare a dei disguidi. Ecco perché dico meglio pensare a positivo e non a negativo, perché se pensi a negativo crei su di te forme di negatività. Se pensi a positivo crei su di te positività. Chiaro? Quindi auguroni e concludo per dirti che stai telefonando da un luogo dove vedo questi colori del bianco marrettato più o meno, del grigio chiarissimo e del bordeaux, e avverto delle immagini che rappresentano dei fiori molto vicino a te. Segni particolari, io noto al tuo fianco destro, potrebbe essere un neo come un porro, una voglia, ma c'è un segno particolare. Ok? Ti abbraccio, Enza, sperando di averti soddisfatto. Adesso c'è adesso abbiamo Nunzia, giusto? Allora, Nunzia, vuoi sapere su tua nonna?
Sì, mi devi dire cosa lo vogliamo vedere della nonna. Non mi chiedere per la salute perché io non faccio il medico, quindi per la salute non posso accontentarti. Chiedimi quello che vuoi, perciò fammi la domanda. È vero che c'è il neo, Enza, lo so, io so, io lo so se non te lo dicevo, no? Allora, Annunzia, dimmi cosa vogliamo vedere per la tua carissima nonna. Ah, ecco, questo mi dispiace. Sento che la vuoi bene e sono arciconvinto che tu la vuoi bene, sicuramente. Però ecco, apriamo un bel discorso. Carissima Nunzia, nel dirti che quando si muore non tutto finisce. Credimi. L'anima prima dei 2 anni vaga, quindi non rientra, perché rientra solo dopo 2 anni. Sappi che l'anima non la puoi toccare, l'anima non ti tocca, non la vedi, però la avverti, capisci? Avverti delle sensazioni, avverti dei profumi, del profumo. Quindi, ecco, sono 4 mesi, quindi è intorno a te. E certamente ogni anima vuole vedere i propri cari sereni, perché Angela, ricordati che nella vita si nasce e si muore, bisogna accettare la realtà e bisogna fare del bene quando si è vivi, perché dopo è troppo tardi. Io avverto che tu a tua nonna l'hai voluto bene, gli è stato vicino, ci sei stato vicino, ora ti manca, va bene, però sappi che ti è vicino, ti è molto molto vicino, ok? È intorno a te fino a 2 anni. Dopo i 2 anni l'anima rientra e quindi non sarà più con te, ok? Questa è la verità. Sappi che io sono una persona che ho fatto degli studi per quanto riguarda fenomeni del paranormale, fenomeni del viaggio astrale, insomma, sono un ricercatore soprattutto, come pure per quanto riguarda i ritorni d'amore, legamenti e ritorni d'amore. Ho fatto delle ricerche, delle lunghe ricerche, addirittura ho fatto delle ricerche per quanto riguarda la stregoneria della città di Benevento, le streghe di Benevento, se avete mai sentito parlare. Non la puoi sognare ancora, carissima, è presto ancora. Non la puoi sognare, tu la sognerai dopo, più o meno dopo 1 anno, ma adesso è prestissimo per sognarla. Quindi dicevo, per quanto riguarda i ritorni d'amore, legamenti d'amore, persone che hanno un matrimonio che non va bene e vorrebbero salvarlo, ho fatto delle lunghe ricerche
per quanto riguarda le streghe di Benevento, per quanto riguarda il drago rosso, insomma, ho fatto varie ricerche per avere dei buoni riscontri. Però, ripeto, non sempre, non tutti i rituali possono funzionare, perché ogni persona ha una storia e quindi ogni storia ha un percorso. Quindi ecco perché dico: conservatevi il mio numero, poi mi chiamate in privato e mi raccontate la vostra storia e io vi dico se posso intervenire, se vi posso venire di aiuto. Chiaro? Allora, Lino Sorrentino, vorrei sapere il mio futuro. Lino, per vedere il futuro di una persona ci vogliono dei giorni, non è che ho la bacchetta magica, paf. Allora, fammi una domanda precisa, io ti vado a dare la risposta alla domanda che mi fai, ma per il futuro di una persona non è che lo possiamo vedere in pochi minuti, ma ci vorrà del tempo. Quindi fammi una domanda precisa e io sarò a tua completa disposizione. Ok? Non ci sono problemi. Allora, se volete invece capire chi sono io, potete andare su YouTube e scrivete Il Santone di Avella. Lì vedete tutti i miei video, Rai 1, Rai 2, Canale 5, Italia 1, Sky. Vedete tutti i miei filmati di trasmissione internazionale. Lino, forse noi non ci siamo spiegati o non parliamo la stessa lingua, probabilmente può essere anche questo. Tu mi chiedi sulla mia vita, ma ti sembra che per vedere la vita di una persona io te la posso vedere in 2 minuti, in 3 minuti? Voi della magia, degli operatori esoterici avete brutte idee, chiaro? Ci sono quelli che vi prendono in giro e fanno bene, ma io che sono un professionista devo fare le cose in un certo modo, chiaro? Quindi mi dovete fare una domanda precisa e io vado ad aprire le carte per quella domanda che mi fate. La salute, non sono un medico, sono un cartomante, veggendo, operatore esoterico. Capisci Lino? Mica vai dal medico e dice: scusate dottore, mi fate una sfogliata di carte? No, non è possibile. Allora, fammi una domanda intelligente, qualsiasi domanda, non mi chiedere per la salute perché non sono un medico, non mi chiedere per il futuro perché per la tua vita, perché ci vuole mezza giornata per vedere per tutta la vita, capisci? Lino? Allora, vuoi vedere la fortuna, vuoi vedere, ci sono tante cose da vedere se vuoi, se veramente, se poi è uno sfizio tanto per perdere tempo, sei pregato di andare a perdere il tempo altrove, ok? Chiedo scusa, ma io parlo in faccia, quindi non mi nascondo dietro a niente, quindi il mio lavoro lo faccio professionalmente, chi mi vuole capire mi capisce, chi non mi vuole capire non ci posso fare niente. Ecco, fortuna, perfetto, dammi la tua data di nascita e un numero da 7 a 9, Lino, grazie. In mia compagnia fino a mezzanotte e poi vi saluto e chi si è visto si è visto. Vediamo se
Lino ci dà la propria data di nascita. (29 05 84). Ok, un numero da 7 a 9, da 7 a 9 Lino, da 7 a 9, non 5. Buonasera Jenny Cortese, buonasera a te. Numero 8, perfetto, ok, adesso andiamo a controllare. Allora Lino, stammi a sentire, per quanto riguarda la fortuna, ne devi un po' approfittare di più perché tu sei un po' pigro. Tu aspetti che la fortuna cerca a te, invece è diverso, devi cercare tu la fortuna. Il periodo più fortunato per te io lo vedo già partire da metà maggio in poi. Quindi ci sarà un periodo molto molto positivo da maggio a metà maggio in poi. Tieni d'occhio questo periodo e cerchi di essere un po' meno pigro, ok? E ricordati che la fortuna non cerca a te, sei tu che devi cercare la fortuna, quindi il periodo è positivo, auguroni e buon futuro per te, ciao, stammi bene. Jenny Cortese, vorrei sapere sulla fortuna che non ho. 300480. Allora, mi dai un numero da 7 a 9? Vediamo quale sarà il tuo periodo più fortunato, il tuo periodo più positivo, magari. Vediamo l'amico Jenny, numero 8. Ok. Jenny, ascoltami, tu per quanto riguarda la fortuna ti è sfuggito di mano in più occasioni perché non hai ragionato con la tua testa, hai seguito per istinto molti consigli di chi ti ha consigliato male, di chi ti sta vicino. Però ti posso dire che ci sarà il periodo fortunato per te, tieni d'occhio ottobre. Quindi da ottobre in poi ci sarà un periodo per te molto più propizio, un periodo molto più positivo, però cerchi di fare di testa tua, perché tu per non fare di testa tua ti sei trovato in difficoltà, non una volta ma più di una volta. Quindi stavolta cerchi di prendere in considerazione il tutto e di agire di testa tua. Ottobre, attenzione, ottobre è un periodo molto positivo per te. Ti trovi? E salutiamo l'amico Jenny Cortese. Ma non sono grande, sono semplicemente un professionista, tutto qua.
No, Lino, ogni persona ha una domanda. Tu già hai avuto un consulto, non posso ripetermi con un altro consulto, mi dispiace. Questi miei consulti sono consulti assaggi per farvi capire che la professionalità esiste. Prego Jenny, un abbraccio, stammi bene. Allora, per le persone che vogliono contattarmi in privato possono farlo tranquillamente, basta segnarvi il numero che vedete nello scroll e poi durante la giornata, quando volete, mi potete contattare privatamente e ne possiamo parlare molto più comodamente dei vostri problemi. Questa è una trasmissione che io porto avanti sul web già da un po'. Logicamente non ci sto tutte le sere perché per motivi di impegni capita anche che a volte non mi trovate in diretta, ma avete un numero che potete segnarvi e ne potete usufruire per quanto riguarda quando vi fa comodo. Ripeto, per tutti coloro che vogliono informazioni per quanto riguarda ritorni e legamenti d'amore, possono contattarmi in privato, raccontarmi la propria storia nel modo più assoluto e più riservato possibile. E io vi dico se si può intervenire oppure no. Chiaro? Grazie Enza, ripeto, faccio solo semplicemente il mio lavoro e lo faccio con professionalità. Quindi ripeto sempre che di operatori esoterici ne siamo tantissimi, però io dico sempre, quando avete bisogno di un operatore esoterico non dovete chiamare subito a chi vedete davanti agli occhi, potete informarvi della persona che voi avete visto in TV, sul giornale, su internet. È possibile informarsi attraverso YouTube, perché se andate su YouTube e andate a scrivere Pingo Pallino e non esce niente, vuol dire che non è una persona che vi potete fidare, perché su YouTube ci sono informazioni per quanto riguarda qualsiasi cosa. Se andate su YouTube e andate a scrivere il Santoni di Avella, vedete i miei filmati della mia carriera dal 1979 a oggi. Sono tanti anni e quindi potete effettivamente capire con chi avete a che fare. Questo io lo dico sempre a tutti, perché è l'unico modo per capire se state parlando con una persona seria oppure no. Chiaro? Perché se ne sentono di dire di cotte e di crude e quindi giustamente bisogna fare attenzione con chi si ha a che fare.
Allora, vediamo se qualcun altro ha bisogno di un mio intervento per un consulto. Un saluto a quelli che fino adesso mi hanno contattato, all'amica Enza, all'amica Angela Di Matteo. Sono rimasta sbalordita dalla tua bravura. Oh la miseria, Angela. Per così poco? Ripeto, faccio semplicemente il mio lavoro, anzi, è un assaggio un piccolo assaggio che io ti ho dato della mia bravura. Ti ringrazio, sei squisita. Sì, che vengo anche a domicilio, come no? Basta trovare un accordo. Si trova un accordo e ci rechiamo anche a domicilio in tutto il mondo, non solo. Scusami, ma te da dove, Angela, da dove scrivi? Perdonami, Buonasera a te Antonietta De Lucio, buonasera. Ciao carissimo fratellone Francesco Paciello, buonasera. Raffaele Musilla, vorrei sapere in amore. Ah, quarto, sì. Allora, chiamami domani a tua disposizione e ne troviamo l'accordo, non ti preoccupare. Allora, una alla volta però, una per volta, se no vado al manicomio. Raffaele Musilla, vuoi sapere in amore? Raffaele, mi devi dare la tua data di nascita, la data di nascita del tuo innamorato, se esiste. Ciao Raffaello dalla Svizzera, buonasera a te. Allora, Raffaele Musella, questa è la tua data di nascita. Ora mi devi dare la data di nascita della tua innamorata, se esiste. Sì, Francesco, un attimo solo che accontento l'amico Raffaele qua Musilla, che come faccio, scusami, non mi occorre la data di nascita precisa anche della tua compagna, se no vuol dire prenderti in giro, non sono il tipo. Ok? Mi dispiace.
Allora, Francesco, dammi la tua data per il lavoro, vediamo subito, dai. Allora, per tutti quelli che vogliono una spiegazione per quanto riguarda la ritualistica, malocchio, invidia, cattiveria, queste cose qui, ritorni d'amore, legamenti d'amore, potete tranquillamente contattarmi in privato durante la giornata. Segnatevi il mio numero del cellulare perché è mio. Chiunque vi risponde, voi dite mi passate Cleo, fatemi parlare con Cleo, va bene? Allora, Francesco Pacella 220273, dammi un numero da 7 a 9, Francesco, un numero da 7 a 9. Ma poi Francesco, quella situazione lì non l'hai fatto più, non ti sei mosso più per quella cosa che io, per quel consiglio che poi ti ho dato? Ok, Raffaele, rimani in attesa allora, un attimo. Francesco, numero da 7 a 9, grazie. Da 7 a 9, non 6, prima di 7, da 7 in poi. Ok, mi dai il numero? 8, perfetto. Allora, Francesco, ascoltami bene, io ti dico che lavorativamente la stabilità, la sicurezza, il vero lavoro per te ci sarà, ma devi aspettare. Il vero lavoro, proprio quello vero, tu lo troverai il mese di ottobre, garantito, te lo metto per iscritto. Però ci sta poi un'altra situazione in bilico, che è quella lì per l'arte di arrangiare, diciamo, per sostenere il cammino lavorativo, e questo io lo vedo già a partire per la fine di maggio, metà fine di maggio, quindi avrai modo di trovare questa situazione qui, la metà, la fine di maggio, questo te lo garantisco. Sono stato chiaro? Un abbraccio Francesco, salutami al siciliano e sto ancora aspettando per ci pigliare un caffè, mi facessi aspettare, scherzo, ciao, stammi bene. Chi ci sta adesso? Raffaele Musella. Allora, questa qua è la data della tua ragazza. Il numero è 8. Mauro, un attimo solo, accontentiamo allora, vediamo l'amico, abbiamo detto Raffaele Musella, in amore, in amore.
Allora, Raffaele, stammi bene a sentire. In amore io vedo la matassa troppo ingarbugliata, nel senso che te caratterialmente lasci un po' desiderare. Sei caratterialmente un po' troppo materialista e meno sentimentale, e questo ti sta portando a delle conseguenze, ti sta portando un po' al caos, anche se tu non te ne accorgi. È così. Quindi è arrivato il momento di dare un ritocco al tuo carattere, modificare il tuo carattere, essere un po' più sentimentale, e vedrai che le cose si possono aggiustare, perché io non le vedo affatto bene. Quindi ci sarà un periodo ancora un po' complicato se tu non cambi questo carattere che c'hai. Tutto dipende da te, perché te caratterialmente porti alla stanchezza, non te ne accorgi, ma è così. Ok? Auguroni, buona vita. Allora, Mauro Ciarelli, ti seguo da anni e lo so, 1979 a oggi. Quanti di voi mi hanno detto: Cleo, sono cresciuto con te in TV? Lo so, da anni che faccio TV. Allora, 82. Enzo. Allora, uno alla volta, Mauro, cosa devo vedere per te? Ah, stai cambiando lavoro? Puoi dirmi qualcosa? Senz'altro. Dammi il numero da 7 a 9, Mauro. Un numero da 7 a 9 per poter aprire la lettura delle tue carte. Ok, vediamo. Allora Mauro, ascoltami bene, te il cambiamento lavorativo per me andrà bene, anche se sta cosa ti sta mandando al manicomio, ti stai preoccupando così tanto perché giustamente hai paura di rimanere col sedere a terra, come si usa dire. Però ti posso garantire che non ci sono ostacoli, anzi andrai a migliorare perché il tuo compito lavorativo ti fai valere, quindi sei una persona che merita, una persona che intelligente soprattutto, è una persona che ci sa fare col prossimo, quindi io vedo il futuro lavorativo per te molto positivo, quindi auguroni e non ti preoccupare. Ripeto, pensi a positivo perché la positività ti porta ovunque. Se tu pensi a negativo non fai altro di attirare su di te le forze del male. Ok? Un abbraccio, ciao. Poi chi ci sta ancora? Allora, Enzo Imparato. Lei vorrei sapere se c'è un ritorno. Enzo, mi devi dare la data anche di Leila, della tua compagna. Allora, vediamo un po'. Ancora una decina di minuti in mia compagnia, ripeto, poi scrivetevi il numero che vedete nello scroll, che vi può servire per qualsiasi cosa.
Vi ricordo sempre che mi occupo di legamenti, ritorni d'amore in 35 giorni, quindi però per fare ciò bisogna ascoltare la storia e vedere se si può intervenire. Allora, Enzo Imparato del 90-82, perfetto. Dammi il numero da 7 a 9 allora. Buonasera Carmela e Antonio, devi aspettare il tuo turno, un attimo solo. Allora, da quanto tempo che è andata via sta persona? Enzo? Allora, sinceramente io un ritorno non lo vedo al momento perché questa persona è plagiata da qualcuno della famiglia. Ci tiene ancora a te, però te l'hanno messo contro e tu lo sai molto bene. Hai fatto tanto, hai fatto l'impossibile, ma niente da fare. Quindi questa persona è come se è plagiata da qualcuno, te l'hanno messo contro, capito? Quindi al momento io non vedo un ritorno. Se parliamo della pura normalità e realtà, quindi mi dispiace. Questa è la pura chiarezza, ok? Un abbraccio, stammi bene. Allora, invece Enzo, dove sta? Carmela e Antonio, c'è giusto? Ah no, c'è ancora Gianfranco Meuli. Gianfranco, cosa posso fare? No, Gianfranco già abbiamo. Amici, cominciamo. Sì, Gianfranco, dobbiamo vedere. Cosa volevi vedere, Gianfranco? Allora, ripeto che io mi occupo di quel che è il mondo esoterico, tutto quello che rappresenta l'esoterismo, io posso darvi spiegazioni per qualsiasi cosa, qualsiasi domanda, qualsiasi sia il problema, ok? Perché la magia esiste, la vera magia esiste il bene, esiste il male, e quindi in qualsiasi attività esiste il bravo ed il meno bravo. Gianfranco Meuli, allora, volevi sapere un po' in genere, no? Mi devi fare una domanda precisa, la data di nascita, è quella lì, l'ho vista. Fammi una domanda precisa, andiamo a aprire le carte per la domanda che mi fai. Mi dai un numero da 7 a 9, grazie. Ripeto, segnatevi il mio numero di telefono che vedete nello scroll, perché potete sempre contattarmi riservatamente, privatamente, per qualsiasi problema, per avere una spiegazione logica per qualsiasi cosa o per qualcosa che vi sta accadendo, o per spiegazioni di un ritorno d'amore. Cleo, è possibile far tornare il mio amore? Io ascolto la vostra storia, mi raccontate qual è stato il motivo e andremo a vedere se si può intervenire.
Ok, in amore, se mi dai la data di nascita della tua amoruccia, se esiste. Ok, vediamo subito. Allora, vi ricordo che su Facebook mi potete trovare al mio profilo il Santone di Avella, quindi Santone di Avella è il mio profilo. Dove potete trovarmi su Clemente Verdicchio, ma Santoni di Avella mi trovate ugualmente. Allora, Gianfranco, ascoltami bene, io in amore vedo che stai attraversando un periodo dove ti manca l'affetto e dove ti manca l'amore, perché per te l'amore è sentimento, l'amore è passionalità. Tutto questo tu non lo vedi nella tua compagna, la vedi un po' fredda, la vedi un po' distaccata, perché tu, ripeto, sei una persona che quando ama dà il cuore, quando sente il bisogno di amare, spruzza energia per qualsiasi parte del corpo. Quindi è secondo il mio parere dovresti parlarne un po' di più con la tua compagna, spiegare le tue esigenze, quindi una volta spiegato il tutto vedrai che questa persona si legherà ancora di più a te. Auguroni, ciao. Allora, chi ci stava? Carmela e Antonio. Carmela, cosa posso fare per te? Mi dici cosa posso fare per te? Prego Gianfranco, una buona serata. Spero che ti ho accontentato con questo consulto flash. Marcella Domenico Jenny. Ciao, volevo sapere qualcosa sul lavoro. Grazie Gianfranco. Allora Carmela, la tua data di nascita, un numero da 7 a 9 e andiamo a vedere il percorso del cammino della tua fortuna. Marcella, attendi un attimo anche tu e andiamo poi a verificare anche a te. Marcella, devi aspettare. Ok, un attimo solo allora. Carmela, vediamo. Allora, Carmela, intorno a te troppa cattiveria, troppe persone malvagie, tu sai molto bene, invidiosi della tua famiglia, invidiosi di te, hanno fatto in modo di rallentare il tuo cammino, perché tu qualsiasi cosa fai, ormai sono 7 mesi e più,
qualsiasi cosa fai ci arrivi con le mani sopra e poi scompare tutto. Quindi io ti dico che devi sopportare ancora un po', verso giugno le cose miglioreranno. Allontana da te le persone malvagie, le persone cattive. Auguroni, buona serata a te. Marcella. Mi devi dire se c'hai un innamorato, perché mi devi dare la data anche di lui se esiste, se no come facciamo? Palmina, buonasera. Palmina, devi aspettare il tuo turno. Allora, Marcella, vediamo prima Marcella se mi sente. Ecco qua, perfetto. Ecco, il numero 7 me l'hai dato, ok, un attimo solo andiamo a verificare. Marcella, sei un po' gelosina, un bel po' gelosa. Questa tua gelosia crea dei disguidi nell'ambito della coppia, parlo sentimentalmente, e fa in modo di raffreddare il rapporto, perché la possessività, l'ho detto poc'anzi, crea dei disguidi seri, perché la gelosia è insicurezza, tu sei insicura del rapporto, la gelosia è insicurezza nel rapporto. Sono stato chiaro? Quindi devi essere un pochettino più positiva, dare più spazio alla persona che ti sta accanto, più libertà e avere un po' più fiducia, perché secondo il mio parere questo tuo carattere ti sta portando alla rovina. Sono stato chiaro, quindi cerchi di modificare un po' il tuo carattere. Buona serata. Allora ragazzi, vediamo un po'. Ho riunto Miriam, Luigi, buonasera. Buonasera a te. Palmina, allora dimmi. Anche Palmina vuole sapere in amore. Palmina, mi devi dare la data di nascita del tuo innamorato, se esiste, è chiaro. È un numero da 7 a 9. Ultimo consulto, dopodiché ci sentiamo domani. Alla stessa ora, alle ore 23, potete seguirmi qua su questa pagina ufficiale. No, da 7 a 9, Palmina. Oriunto è l'ultimo consulto che sto effettuando, poi magari mi contatti domani sera, va bene? Tempo per me è quasi terminato. 8, ok, in amore. Palmina, tu dai tanto, dai troppo in amore. Sei una coccolona, sei una persona che quando ama, ama. E non vedo problemi,
I problemi ve li possono creare gli invidiosi, come è già successo nel passato. Però, sinceramente, ti dico, continua così e non cambiare il tuo carattere, perché sei stupendamente stupenda. Buona serata, ciao, stammi bene. Allora, amici miei, tempo per me è terminato. Segnatevi il mio recapito di telefono che vedete nello scrollo, e se avete bisogno di me, di parlarmi riservatamente, privatamente, mi potete chiamare già da domani mattina in poi. E quindi ne possiamo parlare riservatamente, va bene? Lo so che è verità, grazie. Amici, un abbraccio, vi rinnovo l'appuntamento per domani sera alla stessa ora, alle ore 23, sempre qui su questa pagina ufficiale Il Sandone di Avella Sensitivo. A tutti la mia più cordiale buona serata, un bacio forte e vi abbraccio.